Sentiamola. Attualmente vi è una certa difficoltà ad analizzare i dati, perché quando si parla di picco si dovrebbe considerare un denominatore comune. Sappiamo invece, e fortunatamente, che in alcuni centri, in alcune realtà è stato aumentato l'utilizzo dei tamponi diagnostici con una diagnostica più aggressiva che onestamente nella fase iniziale è effettivamente mancata. Cioè bisognava farne di più. È proprio l'ABC della gestione delle epidemie. La Lombardia dice mascherine per tutti e invece dalla Protezione Civile si dice non abbiamo queste indicazioni. Cosa è giusto fare? Oggi la letteratura scientifica dice che il lavaggio delle mani soltanto e il distanziamento sociale non sono sufficienti per prevenire la diffusione dell'infezione, che l'uso delle mascherine chirurgiche è essenziale. Quindi ritengo che la giustificazione dell'OMS per non darne indicazione, cioè la difficoltà di approvvigionamento, non possa essere una ragione tecnica che giustifichi il fatto di non utilizzarle. C'è una strage silenziosa nelle RSA, si può ancora fermare? Questi mesi devono davvero servire per una formazione del personale su quelle che sono le modalità di contenimento della diffusione delle infezioni e su quello che è l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. C'è un lieve